过场。Queste immagini hanno fatto rapidamente il giro della città, riaccendendo il dibattito sul livello medio del turismo che attraversa Venezia, perché mai finora si era assistito ad una rissa tra camerieri e clienti in un caffè di Piazza San Marco. Claudio Vernier è presidente dell'associazione Piazza San Marco, che raccoglie anche commercianti ed esercenti dell'area e gestisce un locale che si trova proprio di fianco al caffè in cui è avvenuta la rissa. È evidente che stanno accadendo delle cose nell'ultimo periodo che io, che sono veneziano e che ho 46 anni, non ho mai vissuto prima. Quindi è una città che inizia ad avere delle situazioni di pericolo che precedentemente non aveva. Al Caffè Chioggia preferiscono non commentare l'episodio. Il personale ci dice che può parlare solo il proprietario, che adesso non c'è. Ma in fondo la rissa tra i tavolini di Piazza San Marco, scoppiata pare per futili motivi legati all'uso della toilette, è un fatto che va oltre il caso specifico. Il luogo dove è successo lo rende unico, ma non è un evento isolato a Venezia. L'overtourism fa sì che le persone non siano serene, né chi la città la viene a visitare né chi in città lavora col turista. Quindi è più facile che le persone arrivino a dei comportamenti sicuramente non adatti. Secondo alcuni, la rissa al caffè di Piazza San Marco è l'emblema del basso livello che sempre più spesso contraddistingue i suoi visitatori. E in effetti da un po' di tempo a Venezia se ne sono viste di tutti i colori. Un campionario di imprese che spesso viene definito di turismo cafone e che nei casi peggiori è anche sconfinato nei luoghi della Movida o a Piazzale Roma in materiale per la cronaca nera. Ma in una città finita negli ultimi anni con l'avere più turisti che residenti, controllare quell'immenso flusso di persone di ogni genere che costantemente attraversa calli e campielli e che con gli anni si continua a far crescere è diventata un'autentica impresa. Persone che si tuffano, persone che mangiano, persone che fanno la qualsiasi, e tutto ciò non è positivo per l'immagine non solo della città ma anche che l'Italia dà all'estero.